Eder. Mac. Pallister. Femminicidio a Udine, uccisa dall'ex marito al civico 71 di via Gioppi. Poi la fuga e lo schianto mortale, tragedia nella periferia sud-ovest di Udine, all'angolo tra via Gioppi e via Timavo, dove ieri una donna di origine tunisina, Samia Bentreyab Kedim, è stata uccisa dall'ex marito, l'uomo, Mohamed Naker Saadi, connazionale della vittima e classe 1967, si è introdotto nell'appartamento della donna e l'ha aggredita mortalmente, presumibilmente con un'arma da taglio. Nonostante la separazione, Saadi continuava a rappresentare una presenza ingombrante e minacciosa nella vita della sua ex compagna, sebbene non vivesse più con lei, e fosse formalmente ristretto agli arresti domiciliari a Monfalcone. Avrebbe ottenuto per la giornata un permesso di 2 ore che gli ha consentito di allontanarsi dall'abitazione dove scontava la misura cautelare. A quanto risulta dalle prime ricostruzioni, l'uomo era inoltre dotato di braccialetto elettronico, un dettaglio che solleva ora interrogativi sulle modalità con cui è riuscito a raggiungere l'abitazione della ex moglie senza essere intercettato. Secondo le testimonianze raccolte nel periodo successivo alla separazione, la convivenza tra i due era stata segnata da anni di violenze e vessazioni, rivolte non solo contro la donna ma anche contro le figlie. Saadi imponeva un clima di terrore tra le mura domestiche, costringeva le donne a rinchiudersi tutte in una stanza, mentre lui chiudeva a chiave gli altri locali dell'appartamento. La coppia aveva 3 figli, 2 ragazze ormai maggiorenni e un ragazzo minorenne. Proprio davanti ad alcuni di loro si sarebbe consumato il delitto, una scena drammatica, avvenuta all'interno di una palazzina a Ter che ospita diverse famiglie. Dopo l'aggressione, l'uomo si è dato alla fuga, dirigendosi in auto verso ovest. La sua corsa è però finita nel peggiore dei modi, a Basaglia Penta di Basiliano, lungo la strada statale Pontebana. Saadi ha perso la vita in un violento incidente. Non si esclude che possa essersi trattato di un gesto volontario, un possibile suicidio per sfuggire alla cattura dopo l'omicidio. Le indagini sono affidate agli uomini della questura di Udine, coordinati dal sostituto procuratore Luca Olivotto, che sta cercando di chiarire ogni dettaglio di quanto accaduto, a partire dalla dinamica dell'allontanamento dell'uomo dalla sua abitazione ai domiciliari. Il quartiere è purtroppo segnato da un tragico precedente. A poche centinaia di metri di distanza, in via della Valle, si consumò anni fa il femminicidio di Lauretta Toffoli, altro caso che aveva profondamente scosso la comunità locale. Ora un nuovo episodio di violenza estrema torna a colpire la stessa zona, riportando in primo piano il tema della tutela delle donne vittime di violenza domestica. Fatta bene quella nota dei 10 punti da chiarire. Ci aggiungerei le scarpe, pulitissime e probabilmente sostituite per lo stesso motivo del fasciacollo, cioè per l'imbrattamento ematico proveniente dal labbro e dal naso. Erano allacciate in modo errato, come se i lacci fossero stati legati da una mano terza, frettolosamente e non da chi indossava le scarpe. Inoltre durante le riprese sul sentiero è vero che il tenore di Sebastiano non è affatto disteso né discorsivo e che sembra recitare a forza un copione imparato a memoria. Mentre lui recita l'immagine sobbalza come se la bici fosse mantenuta con mano malferma da qualcuno e si sente il rumore di uno scatto. Forse il cavalletto. Quando ritorna alla bici si sente un sospiro come se dicesse: ok. Il 14 dicembre 2021 è una data cruciale nel mistero legato alla scomparsa e alla morte di Liliana Resinovic. La 63enne triestina ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022 nel parco dell'ex ospedale psichiatrico San Giovanni. Quel giorno, alcune telecamere di sorveglianza installate lungo via Damiano Chiesa hanno ripreso una figura femminile in movimento. Ma si tratta davvero di Liliana, conosciuta con affetto come Lilli da amici e familiari? A cercare di rispondere a questo interrogativo è la criminalista Sara Capoccitti, che ha scelto di concentrare le proprie indagini su un aspetto tanto inusuale quanto promettente. Il cosiddetto pattern motorio, ovvero il modo di camminare della persona ripresa. Capoccitti e il suo team stanno portando avanti un'analisi minuziosa,
cercando di determinare se il movimento del corpo, l'andatura e la postura possano combaciare con quelli noti di Resinovic. Non c'è alcuna certezza scientifica che quella figura sia effettivamente Liliana Resinovic, afferma con decisione la criminologa, sottolineando quanto l'identificazione basata su immagini video, soprattutto di bassa qualità, sia soggetta a errori. Per analizzare meglio il contesto, è stato realizzato un modello digitale dei luoghi interessati. Abbiamo costruito un modello navigabile, ha spiegato Capocitti in un'intervista alla Presse, grazie a un software specifico che ci consente di simulare i movimenti nello spazio urbano in cui la figura è stata ripresa. Nel dettaglio, le immagini analizzate derivano da 3 diversi coni visivi inquadrati dalle telecamere, ma uno in particolare, quello che riguarda Piazzale Gioberti, appare talmente sgranato da rendere l'identificazione pressoché impossibile. Parliamo di appena una cinquantina di pixel, spiega Capocitti. È troppo poco per riconoscere con certezza i tratti somatici o per effettuare analisi biometriche attendibili. Anche perché il volto della donna ripresa è coperto per 2/3 da mascherina e scaldacollo. Per questo motivo, l'equipe di Capocitti sta comparando i video delle telecamere di sorveglianza con altri filmati in cui Liliana è ripresa in contesti privati o informali. Ad esempio video realizzati con il cellulare per scopi personali. L'obiettivo è quello di individuare schemi ricorrenti nel suo modo di camminare, nella postura, nei movimenti delle braccia, e confrontarli con quelli della donna inquadrata il 14 dicembre. Un'ulteriore possibilità che la criminologa ha ventilato sarebbe quella di accedere a un segmento del video girato dagli inquirenti durante i rilievi tecnici. Ma al momento tale materiale non è disponibile. Nel frattempo, dice l'esperta, ci stiamo concentrando esclusivamente sul pattern motorio. Le differenze tra la donna ripresa e Liliana Resinovic, comunque, sembrano andare oltre il semplice modo di camminare. Dai dati raccolti finora, risulterebbe che la figura immortalata dalle telecamere abbia un'altezza stimata di 156,6 cm. Leggermente superiori rispetto al 1,5 m indicato dal marito di Liliana, Sebastiano Visintin, nella denuncia di scomparsa. Anche l'abbigliamento non coincide. I pantaloni della donna ripresa sono molto più chiari di quelli trovati addosso al cadavere, mentre la borsa appare più grande e diversa per forma rispetto a quella ritrovata accanto al corpo. Inoltre, lo scaldacollo nero ben visibile nei video non risulterebbe presente sulla scena del ritrovamento. Nel frattempo, proseguono le indagini. L'unico indagato per la morte della 63enne è, ad oggi, proprio il marito, Sebastiano Visintin. A suo carico emergono diversi punti ancora oscuri. Il giorno della scomparsa, Liliana aveva riferito al suo amante, Claudio Sterpena, che sarebbe uscita per recarsi in un negozio di telefonia Wind. Tuttavia, lasciò a casa entrambi i suoi cellulari, i documenti, il portafoglio e le chiavi necessarie per chiudere le 2 serrature della porta d'ingresso. Un comportamento anomalo, incompatibile con una semplice uscita per commissioni. A rafforzare i sospetti ci sarebbe anche un dettaglio riportato da Sterpena, alle 8:24 di quella mattina, mentre era al telefono con lei, Liliana avrebbe improvvisamente interrotto la conversazione, come se avesse percepito la presenza improvvisa di qualcuno in casa. Proprio in quegli stessi minuti, secondo i dati forniti dal tracciamento delle celle telefoniche, il cellulare di Visintin risulta agganciato al ripetitore che copre la zona della sua abitazione. Per circa 8 minuti. Eppure, secondo quanto dichiarato da lui stesso, il percorso che avrebbe compiuto non prevedeva il passaggio in quell'area. A distanza di oltre 3 anni, alcuni punti fermi iniziano finalmente a emergere. L'ipotesi del suicidio, a lungo ritenuta plausibile, è stata ufficialmente esclusa. L'autopsia e le analisi effettuate dall'antropologa forense Cristina Cattaneo hanno confermato che la donna è stata vittima di omicidio. E ora, anche il confronto video e la tecnologia forense entrano a pieno titolo nell'indagine, nel tentativo di fare luce su una vicenda ancora avvolta nel mistero.
La questione della possibilità di alterare la data e l'ora dei video registrati con una GoPro è complessa e richiede un'analisi tecnica approfondita. Soprattutto quando tali video vengono utilizzati come prove in un contesto legale, come un alibi. Nel caso ipotetico di Sebastiano Visintin, che avrebbe usato i video GoPro per sostenere un alibi per il 14 dicembre, è necessario esplorare se e come tali modifiche siano tecnicamente realizzabili. Considerando i limiti e le possibilità offerte dalla tecnologia GoPro e dai software associati. Questo articolo combina una ricerca tecnica basata su fonti disponibili sul web con una narrazione di cronaca nera che descrive come Sebastiano avrebbe potuto, in teoria, manipolare i dati per costruire un alibi. Le GoPro Action Cam popolari per la loro robustezza e qualità video. Registrano metadati nei file video, generalmente in formato MP4, utilizzando codec come H.264 o H.265. Questi metadati, inclusi nei dati EXIF o nei container del file, possono essere visualizzati e, in alcuni casi, modificati tramite software specifici. Tuttavia, la modifica effettiva dei metadati incorporati nel file originale e la loro sincronizzazione con altre piattaforme presentano sfide significative. 1. Modifica tramite GoPro Quick per desktop. Secondo le informazioni disponibili, il software ufficiale GoPro Quick per desktop consente di modificare la data associata ai contenuti multimediali, ma con alcune limitazioni. Procedura: l'utente deve aprire Quick, selezionare il video desiderato, accedere alla scheda media e scegliere l'opzione Adjust Date. Dopo aver impostato la nuova data e salvato, la modifica viene sincronizzata con l'account Cloud GoPro Plus, se utilizzato. Limitazioni: la modifica si applica principalmente ai metadati visualizzati nell'app o nel Cloud GoPro Plus, ma non altera necessariamente i metadati EXIF incorporati nel file originale memorizzato sulla scheda SD. Ad esempio, un utente ha riportato che, pur modificando la data tramite Quick, i video visualizzati su altre piattaforme mostravano ancora la data originale. Implicazioni: questo suggerisce che la modifica tramite Quick è superficiale e potrebbe essere rilevata confrontando i metadati del file originale con quelli visualizzati nell'app. 2. Modifica dei metadati EXIF con software di terze parti. Per alterare i metadati EXIF direttamente nel file video, è necessario utilizzare software di terze parti, come Bulk File Changer. Questo programma consente di modificare la data di creazione, modifica e accesso di vari tipi di file, inclusi i video. L'utente può selezionare il file, impostare una nuova data e salvare le modifiche. La verifica della modifica può essere effettuata controllando le proprietà del file. EXIF Tool, un potente strumento open source per leggere e modificare i metadati di file multimediali. Con EXIF Tool, è possibile alterare campi specifici, come la data di creazione o registrazione, utilizzando comandi da riga di comando. Ad esempio, EXIF Tool create date uguale 2023 12 1410 mezzanotte video.mp4. Questo comando imposta la data di creazione del video al 14 dicembre 2023, ore 10. Wondershare Uniconverter. Questo software consente di convertire e modificare i video GoPro, inclusi parametri come la risoluzione e i metadati. Tuttavia, non è specificamente progettato per alterare la data, ma può essere usato per creare una nuova versione del video con metadati aggiornati. 3. Modifica tramite Editing Video. Un metodo più complesso consiste nell'editare il video stesso per sovrapporre una data e un'ora falsificate direttamente nell'immagine. Software come Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve o Filmora consentono di aggiungere testo o grafiche al video. Procedura: l'utente importa il video, aggiunge un livello di testo con la data e l'ora desiderate, esempio 14/12/2023-15, e rende il video in un nuovo file. Questo metodo non altera i metadati EXIF, ma crea un video che visivamente appare registrato in un momento diverso. Rilevabilità: un'analisi forense potrebbe rivelare che il timestamp è stato aggiunto artificialmente, soprattutto se il font,
La posizione o la qualità del testo non corrispondono agli standard GoPro. 4. Limitazioni e rischi di rilevazione. Sincronizzazione cloud. Se il video è stato caricato su GoPro Plus, la data di caricamento potrebbe contraddire la data modificata, lasciando una traccia digitale. Incoerenze nei metadati. Software forensi possono rilevare discrepanze tra i metadati EXIF, la data di modifica del file e altri dati, come il timestamp del sistema GoPro o i dati GPS incorporati. Dati GPS. Se la GoPro aveva il GPS attivo, i metadati del video potrebbero includere coordinate che contraddicono il luogo dichiarato nell'alibi. Estrarre e modificare questi dati richiede competenze avanzate, ad esempio utilizzando Telemetry Extractor o Garmin Virb. Batteria interna. Le GoPro utilizzano una piccola batteria interna per mantenere l'orologio interno. Se questa si scarica, l'utente deve impostare manualmente data e ora all'accensione, il che potrebbe lasciare tracce di incoerenze temporali. Conclusione tecnica. Modificare la data e l'ora di un video GoPro è tecnicamente possibile, ma richiede competenze specifiche e l'uso di software avanzati. Tuttavia, le modifiche possono essere rilevate tramite analisi forensi, soprattutto se non si alterano contemporaneamente tutti i metadati, EXIF, dati GPS, timestamp di sistema, e se si lascia una traccia digitale sul cloud o su altri dispositivi. Un falsificatore dovrebbe agire con estrema cautela per evitare incongruenze. In una tranquilla cittadina italiana, il 14 dicembre 2024 è una data che rimarrà impressa nella memoria collettiva. Quel giorno, un crimine efferato scuote la comunità. Una giovane donna, Anna R., viene trovata senza vita in un bosco isolato. Le indagini si concentrano rapidamente su Sebastiano Visintin, un trentenne appassionato di sport estremi, noto per il suo uso frequente di una GoPro per documentare le sue avventure. Sebastiano sostiene di avere un alibi inattaccabile. Un video GoPro che lo mostrerebbe impegnato in un'escursione in montagna, a chilometri di distanza dalla scena del crimine, esattamente nelle ore in cui Anna è stata uccisa, ma un'ombra si staglia sul suo racconto. È possibile che Sebastiano abbia manipolato il video per costruirsi un alibi falso? Gli inquirenti, supportati da esperti forensi, iniziano a scavare nei dettagli tecnici della tecnologia GoPro, rivelando un intricato gioco di metadati e possibili falsificazioni. Sebastiano Visintin, descritto dai conoscenti come un uomo riservato ma carismatico, ha sempre avuto una passione per le riprese adrenaliniche. La sua GoPro Hero 10 Black, un modello avanzato con GPS e capacità di registrazione in 4K, è il suo compagno inseparabile. Quando gli investigatori lo interrogano sul suo alibi per il 14 dicembre, Sebastiano consegna una scheda SD contenente un video di 45 minuti. Nel filmato, datato 14 dicembre 2024, ore dalle 14 alle 14:45, si vede Sebastiano affrontare un sentiero montano, con il timestamp visibile sullo schermo che conferma l'orario. La posizione, secondo lui, è a oltre 100 km dal bosco dove è stato trovato il corpo di Anna, uccisa tra le 13:30 e le 15. Secondo il medico legale, gli investigatori, inizialmente colpiti dalla chiarezza del video, notano alcune anomalie. Il timestamp visibile sembra sovrapposto artificialmente, e i metadati del file sollevano dubbi. Un esperto forense, il dottor Marco L., viene incaricato di analizzare il video. Utilizzando EXIF Tool, scopre che la data di creazione del file, 14/12/2024, 14:00, è stata modificata manualmente, mentre la data di ultima modifica del file sulla scheda SD risale al 15 dicembre, suggerendo un intervento successivo alla registrazione. Inoltre, i dati GPS incorporati nel video indicano una posizione incoerente con il sentiero dichiarato da Sebastiano. E il timestamp del Cloud GoPro Plus mostra che il video è stato caricato solo il 16 dicembre. Secondo gli esperti, Sebastiano avrebbe potuto seguire un piano articolato per manipolare il video GoPro. 1. Registrazione di un video precedente. Sebastiano potrebbe aver registrato il video dell'escursione in un giorno precedente,
ad esempio il 12 dicembre, in un luogo simile al sentiero dichiarato. Per farlo, avrebbe disattivato il GPS sulla GoPro per evitare che i metadati registrassero coordinate compromettenti. 2. Modifica dei metadati con ExifTool. Dopo aver trasferito il video sul suo computer, Sebastiano avrebbe potuto utilizzare ExifTool per alterare la data di creazione del file, impostandola al 14 dicembre 2024, ore 14. Questo richiede conoscenze tecniche, ma ExifTool è uno strumento gratuito e ampiamente documentato online. Un comando come ExifTool create date uguale 2024 12 1414 mezzanotte escursione.mp4. 3. Avrebbe modificato il campo desiderato. Tuttavia, Sebastiano potrebbe non aver considerato che la data di ultima modifica del file sarebbe rimasta invariata, lasciando una traccia sospetta. 4. Sovrapposizione del timestamp visibile. Per rendere il video più convincente, Sebastiano avrebbe potuto importare il filmato in Adobe Premiere Pro, aggiungendo un livello di testo con la data e l'ora 14/12/2024-14. Per mimare lo stile GoPro, avrebbe scelto un font e una posizione simili a quelli usati dalla fotocamera. Tuttavia, un'analisi forense potrebbe rilevare che il testo non è nativo, poiché i timestamp GoPro sono integrati nel flusso video durante la registrazione, non aggiunti come overlay separato. 5. Gestione del Cloud GoPro Plus. Sapendo che il video sarebbe stato sincronizzato con il cloud, Sebastiano potrebbe aver usato Quick per Desktop per aggiornare la data visualizzata nell'app, seguendo la procedura ufficiale. Selezionare il video, accedere a Adjust Date e impostare il 14 dicembre. Tuttavia, il timestamp di caricamento sul cloud ha tradito il suo tentativo, poiché non corrisponde alla data dichiarata. 6. Pulizia delle tracce. Per ridurre il rischio di rilevazione, Sebastiano potrebbe aver formattato la scheda SD dopo aver trasferito il video, eliminando eventuali file temporanei o registrazioni precedenti. Tuttavia, non ha considerato che il software forense può recuperare dati cancellati da una scheda SD, se non sovrascritti completamente. Le prove contro Sebastiano. L'analisi forense ha rivelato diverse incongruenze. Metadati incoerenti. La data di creazione modificata non corrisponde alla data di ultima modifica, suggerendo un intervento manuale. Timestamp sovrapposto. Il testo del timestamp visibile è stato identificato come un overlay aggiunto con software di editing, non come parte nativa del video GoPro. Dati GPS mancanti. La disattivazione del GPS ha reso il video sospetto, poiché un'escursione autentica avrebbe probabilmente incluso coordinate. Tracce sul cloud. Il caricamento tardivo del video su GoPro Plus ha confermato che il file è stato manipolato dopo il 14 dicembre. Inoltre, gli inquirenti hanno trovato prove fisiche che collocano Sebastiano vicino alla scena del crimine. Un'impronta digitale su un oggetto trovato nel bosco e una testimonianza che lo colloca in zona la mattina del 14 dicembre. Il video GoPro, lungi dall'essere un alibi, si è trasformato in un elemento chiave contro di lui. Il caso di Sebastiano Visintin dimostra come la tecnologia, pur offrendo strumenti per documentare la realtà, possa essere manipolata da chi ha conoscenze tecniche. Tuttavia, le moderne tecniche forensi, combinate con l'attenzione ai dettagli, rendono difficile creare un alibi perfetto. Sebastiano, convinto che il suo video GoPro lo avrebbe scagionato, non ha previsto che le tracce digitali avrebbero raccontato una storia diversa. Ora, mentre attende il processo, gli inquirenti continuano a ricostruire gli ultimi momenti di Anna, sperando che la verità emerga pienamente. La modifica di data e ora nei video GoPro è possibile, ma richiede competenze tecniche e lascia tracce che possono essere rilevate con un'analisi approfondita. Nel contesto legale, come nel caso ipotetico di Sebastiano Visintin, tali manipolazioni sono rischiose e spesso controproducenti. Questo caso sottolinea l'importanza delle indagini forensi digitali e il ruolo cruciale dei metadati nel verificare l'autenticità delle prove video. Pochi segnali di stress.
Il caso dell'omicidio di Liliana Resinovic ha attirato notevole attenzione mediatica e presenta diversi elementi che si prestano a un'analisi criminologica e forense approfondita. Claudio Sterpen, amico storico della vittima e per alcuni, una figura centrale nell'ultimo periodo della sua vita, è stato più volte menzionato nell'inchiesta, ma non risulta indagato formalmente. Detto ciò, analizziamo la situazione sotto un profilo forense e di profiling comportamentale. Contesto del caso. Liliana Resinovic, 63 anni, scompare da Trieste il 14 dicembre 2021. Il suo corpo viene ritrovato il 5 gennaio 2022 in un boschetto vicino all'ex ospedale psichiatrico, all'interno di 2 sacchi neri, infilata in 2 sacchi della spazzatura, con una busta di plastica sulla testa e legacci a chiudere i sacchi, elementi che suggeriscono un modus operandi preciso e pianificato, incompatibile con un suicidio, nonostante alcune ipotesi iniziali. Profilo di Claudio Sterpen, elementi per l'analisi. Claudio Sterpen è descritto come una persona molto vicina a Liliana, con la quale aveva una frequentazione intensa negli ultimi mesi. Elementi utili alla valutazione. Motivazione. Non emergono moventi evidenti da parte sua. Il rapporto era percepito come affettuoso e di sostegno. Comportamento post scomparsa. Sterpen è stato collaborativo, rilasciando interviste e dichiarazioni. In genere, i colpevoli tendono a comportamenti più ritrosi o controllati. Tuttavia, l'eccessiva esposizione può anche indicare un tentativo di gestione della percezione pubblica, compatibilità con la scena del crimine. Il metodo di occultamento del cadavere, doppio sacco, busta in testa, suggerisce una conoscenza logistica e un'intenzionalità difficilmente attribuibile a una persona anziana non abituata a gesti violenti o al crimine. Considerazioni forensi. Assenza di tracce di trascinamento o lotta. Il corpo è stato posizionato con attenzione. Questo potrebbe indicare che la vittima sia stata uccisa altrove e poi trasportata. Una persona sola, non fisicamente prestante, avrebbe incontrato difficoltà a gestire il trasporto di un corpo adulto. Segni di asfissia e mancanza di traumi evidenti. Modalità compatibile con un omicidio premeditato e pulito. Incompatibile con una lite passionale improvvisa. Conclusioni provvisorie. Claudio Sterpen, sulla base delle informazioni disponibili, non presenta elementi forensi o comportamentali solidi che lo colleghino direttamente all'omicidio. Tuttavia, il suo ruolo emotivo nella vita di Liliana merita attenzione in un'ottica di contesto e triangolazione relazionale con il marito della donna. Sebastiano Visindin, analisi del linguaggio di Claudio Sterpen basata sulle sue dichiarazioni pubbliche, interviste e interventi. L'obiettivo è individuare eventuali indicatori di incongruenza, manipolazione, veridicità o stress emotivo, secondo i principi della linguistica forense e della psicologia del linguaggio. 1. Analisi di contenuto. Cosa dice Sterpen? Tende a raccontare la sua versione in modo ricorsivo e dettagliato, spesso ripete gli stessi episodi con minuzie, che in alcuni casi possono apparire come eccessive. Questo può avere 2 letture. Chi è veritiero tende a ricordare i dettagli, chi mente può eccedere nella precisione per sembrare credibile. Ribadire la normalità del rapporto con Liliana, sottolinea spesso il rispetto reciproco, i toni pacati e l'assenza di conflitti. Questo può servire come tecnica di gestione dell'immagine. Evitare emozioni forti. Nelle sue interviste appare piuttosto controllato, non mostra scatti di dolore o rabbia visibili, anche parlando della morte di Liliana. In criminologia, la neutralità emotiva può essere una strategia di dissociazione o semplicemente frutto di un temperamento razionale. 2. Analisi del linguaggio non verbale, dove disponibile, da video e interviste come trasmissioni come Chi l'ha visto? Faccina triste. Postura controllata e tono pacato, mostra un'attitudine composta, quasi distaccata, pochi segnali di stress visibili. Ciò potrebbe indicare coerenza interna. Oppure una preparazione accurata al discorso, tendenza a sorridere in momenti inusuali. Questo è un elemento interessante. Il sorriso inappropriato può emergere come reazione inconscia a domande scomode o stress emotivo represso. 3. Indicatori linguistici sospetti.
secondo schede e criteri di statement analysis. Ecco alcune espressioni da lui usate, analizzate secondo i principi del Statement Validity Assessment. Io non ho mai fatto nulla di male a Liliana. Uso del negativo, non ho fatto, al posto di un'affermazione positiva. Ho sempre rispettato Liliana, può indicare una difesa passiva. Comune nei soggetti che vogliono negare senza affermare. Liliana era libera di fare ciò che voleva. Formula ambigua. Può mascherare un bisogno di controllo mascherato da permissività. Io le volevo un bene dell'anima. Linguaggio poetico, iperbolico, emotivo. Può essere sincero o usato come leva emotiva per rafforzare la propria immagine di innocente affettuoso. 4. Conclusioni dell'analisi linguistica. Coerenza generale. Il discorso di Claudio Sterpin è coerente, logico, ben strutturato. Non si rilevano incongruenze gravi o autocontraddizioni. Tendenza al controllo del messaggio. Mantiene un linguaggio pacato, a tratti letterario, che potrebbe però essere un tentativo di copertura emotiva. Pochi segnali di stress, se da un lato ciò può deporre a suo favore, dall'altro in contesti di alta emotività, come la morte di una persona amata, una totale assenza di emozione può risultare anomala. Ottimo spunto, un confronto linguistico tra Claudio Sterpin e Sebastiano Visintin può offrire spunti preziosi, specialmente in chiave criminologica e forense. Vedremo come parlano di Liliana, come parlano di sé, e come costruiscono il loro ruolo nella vicenda. L'analisi si basa su interviste pubbliche e dichiarazioni a mezzo stampa o TV, con focus su scelte linguistiche, stile narrativo, emozioni espresse e strategie di gestione dell'immagine. 1. Tono e stile comunicativo. Claudio Sterpin, linguaggio colto, articolato, pacato, ricorre a frasi lunghe, subordinate, aggettivazioni affettive, usa spesso espressioni come le volevo bene, come non ne ho voluto mai a nessuna o era una creatura splendida. Interpretazione, costruisce un'immagine di uomo sensibile, riflessivo, innamorato in modo puro, tende a romanticizzare il rapporto con Liliana, anche dopo la morte. Sebastiano Visintin, linguaggio più semplice, diretto, quotidiano, spesso usa il tempo passato, anche quando parla di emozioni. Era la mia compagna di vita, ci siamo voluti bene per tanti anni. In alcune interviste ha dichiarato, non la riconoscevo più, riferendosi al cambiamento di Liliana negli ultimi tempi. Interpretazione, più pragmatico, meno portato a idealizzare, talvolta appare distaccato, quasi rassegnato. Questo può essere letto come sincerità emotiva, o come tentativo di separarsi dalla responsabilità emotiva. 2. Gestione del dolore e delle emozioni. Sterpin, spesso non mostra emozioni visibili, usa il linguaggio per trasmettere affetto, ma senza piangere o commuoversi. Usa aggettivi come straordinaria, illuminante, ma non parla mai di dolore personale. Visintin, alterna fasi di emotività visibile a momenti di chiusura. In alcune interviste è scoppiato in lacrime, in altre ha dichiarato, io non ho nulla da nascondere, se qualcuno pensa che sia stato io, venga a dirmelo in faccia. Interpretazione, Visintin ha un approccio più di pancia, ma tende anche ad autogiustificarsi, usando il dolore come strumento di protezione. 3. Linguaggio, autopercezione e ruolo. Aspetto Sterpin Visintin, ruolo nel racconto amico del cuore, uomo che amava Liliana, marito tradito ma affettuoso, tipo di linguaggio poetico, affettuoso, idealizzante, pratico, difensivo, oscillante, parla di sé come protettore, romantico, persona lasciata da parte, delusa, parla di Liliana come donna ideale, luce della sua vita, donna cambiata, forse manipolata da altri. 4. Indicatori sospetti. Sterpin, il suo uso del linguaggio è così controllato e affettivo da sembrare quasi costruito. Non mostra mai incoerenze, ma questo stesso aspetto può insospettire chi si occupa di analisi della verità. Visintin mostra emozioni vere ma confuse, che possono essere lette in due modi: sincerità emotiva oppure stress da senso di colpa o conflitto interiore. Conclusione, chi appare più autentico? Paradossalmente, Visintin appare più autentico, perché mostra contraddizioni, emozioni, debolezze. Sterpin, invece, sembra troppo perfetto,
coerente, elegante, affettuoso. Ma proprio questa coerenza può essere un campanello d'allarme. Detto ciò, l'analisi linguistica non è una prova, ma un indicatore. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.